Il trittico di partite casalinghe è iniziato male, ma la possibilità di rialzare la testa arriva subito e non bisogna farsela sfuggire. Appassionati di calcio, il più cordiale ben ritrovati da parte di Emilio Ripari, collegato per voi dallo stadio Mario Sandrini di Legnago, per raccontarvi in diretta il match che vede di fronte la capolista opposta ai padovani dell'Abano Calcio, formazione che occupa la penultima piazza del girone A del campionato di eccellenza veneto. Dicevamo in mezzo alla difesa, a fianco a Capitan Friggi, mentre ora una buona azione con Dragovic al volo, gol straordinario! Il gol straordinario al secondo minuto di gioco di Dragovic! Incredibile, una vera prodezza di Nikola Dragovic. Molto contento dell'inizio di gara dei suoi. Ora buono punto, bellissima la palla per Trinchieri, prova la finta per portarsi la palla sul destro, difende palla, l'appoggio per Gasparato, il cross molto bello tagliato, Dragovic spizzica di testa, gioca tra le linee e con una formazione schierata con 4 in difesa e 4 a centrocampo in linea del Legnago. Può essere interessante. Pauletto, ottimo il numero, ora difende palla, grande giocata di Pauletto che sbaglia. Il match riprende, Trinchieri detta il passaggio, ora ancora 1 contro 1. Trinchieri tenta il numero, rientra bene, prova la giocata di destro, buona l'idea. Il piccolo capitano classe 74 dell'Abano, attenzione Lopez, tenta di girare subito di sinistro, ma attento Ongarato. Anche buono punto vicino, non batterà lui però, se ne va anche Brighenti. Vediamo Gasparato, prova Gasparato, il destro! Illusione del gol, ma fu veramente clamorosa la svista del portiere. Attenzione Gasparato, ora si libera bene, prova il destro, ribattuto da Milani, ancora Gasparato, in velocità, recupera destro. Giornata di eccellenza, girone A. Non abbiamo però purtroppo aggiornamenti sul Monselice, tanto carica su buono punto, non fischia Pozzato. Vediamo che resta a terra, tra l'altro, colpito alla testa Missaglia a sinistro, traversa clamorosa, ci sono ben 3 giocatori sulla respinta, ancora a sinistro, va nella giusta posizione Tebaldi, appoggia per Di Fuzio, gli si fa incontro Martin, palla dentro, Trinchieri di testa, che palla di Di Fuzio, ha caricato Donati e Morandi, scusate. Calcio di punizione già battuto, Martin, bello il controllo, destro, traversa, clamorosa. AK resiste alla carica di 2 giocatori, Bussolon lo ferma, Pauletto che si è ripreso fortunatamente dalla botta di prima, vediamo Indemoniato, va a recuperare palla, se ne va, tenta il destro, tiro sporco però, debole. Pozzato non ha ancora segnalato, ora grandi falcate il numero 7, palla dentro Morandi, gira di sinistro, deviazione, attenzione, occasionissima. Errore clamoroso del neo entrato. Incredibile questa occasione, amici sportivi, che brividi in questo. Finisce con il successo importantissimo del Legnago, che fatica, che brividi, ma quello che più conta è che il Legnago la seconda partita consecutiva in casa l'ha vinta, non come domenica scorsa, riparte bene e domenica prossima ci sarà la terza possibilità tra le mura amiche per dare forse il colpo, speriamo decisivo, a questo campionato. Per ora è tutto dallo stadio Sandrini di Legnago, ribadiamo il finale, Legnago 1, Abano 0, Eurogol di Dragovic al secondo minuto. Arrivederci ai prossimi appuntamenti di Telearena Sport. Eccoci qui, buonasera con il direttore sportivo del Legnago Mario Preto. Successo davvero soffertissimo, in queste situazioni quando non chiudi la partita poi rischi di essere raggiunto, le 2 traverse, l'occasione nel finale, però tutto sommato 3 punti che servivano come l'ossigeno a questo Legnago. Sì, 3 punti importantissimi venuti con una prestazione, diciamo, che ha lasciato qualcosa a desiderare effettivamente, però insomma meritati poi alla fine, nel senso che comunque abbiamo dato tutto, abbiamo avuto anche noi nel primo tempo delle occasioni per poter chiudere la partita, purtroppo come hai detto te invece è rimasta aperta, abbiamo rischiato di pareggiarla. Sull'episodio della prima traversa del numero 3 Padovano Missaglia con buono punto a terra, pensiamo noi che da lì sia nato un po' il nervosismo che poi è pervaso lungo tutto il secondo tempo.
Sai, era a terra per un colpo ricevuto in testa, per cui il regolamento parla chiaro, l'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco, che non l'abbiano fatto gli avversari quando noi invece, quando per tutta la partita, quando erano a terra e loro non l'hanno fatto, ci ha un po', diciamo così, fatto perdere un po' le staffe, insomma, ecco. Dice anche che magari poi l'arbitro Pozzato, senza voler dire niente di eccessivo per carità sul suo operato, però ci ha messo un po' del suo, se vogliamo. Ma un arbitro che indubbiamente ha sbagliato da una parte e anche dall'altra, e quindi un arbitro che ha dimostrato dei limiti, se vogliamo, proprio nell'interpretazione del regolamento e della tenuta anche della gara, per quanto riguarda le varie situazioni che gli sono sfuggite spesso di mano, insomma, propinando a destra, a sinistra munizioni che secondo me non avevano senso. L'ultima domanda, poi la lasciamo tranquillo di godersi questo importantissimo successo. Il Trittico era partito male, è proseguito meglio, ora c'è la terza partita consecutiva in casa e il recupero con lo Schiavon San Paolo. Ci sono delle assenze a questo punto importanti, perché Friggi, Buonocunto, lo stesso Brighenti espulso oggi dal signor Pozzato, rientra Lodi Rizzini sì, però insomma le alternative, se così vogliamo chiamarle, dovranno essere all'altezza per la prossima partita di campionato. Beh, noi abbiamo comunque una rosa, a mio avviso, competitiva, anche se effettivamente sono assenze importanti quelle che hai citato. Vediamo in settimana, facciamo la conta anche su chi è uscito, visto un po' acciaccato, e poi comunque metteremo in campo sicuramente una squadra competitiva.